Abbiamo oggi una delle giornate più problematiche e impegnative, più sanguinose e più drammatiche. Avete visto il titolo, ho cercato di stiparci tutto e in realtà ci sarebbe ancora dell'altro. Il titolo che ho dato è Dire di no. Disertori, folli, ammutinati e processati. Cosa manca in questo titolo già rappresentativo di categorie diverse del rifiuto? Beh, di sicuro gli automutilati. E vedremo come le automutilazioni siano una delle invenzioni d'epoca per dire di no. È in sé un argomento più impegnativo degli altri, questo dire di no all'interno della guerra. E lo è ancora di più in questi anni dell'anniversario, perché molti di voi si saranno accorti che è esplosa, fin dall'inizio dell'anniversario, e non è finita, tutta una polemica a proposito dei fucilati, delle condanne a morte. Dunque, più che mai, il dopo si aggiunge al prima. Il 2017 o il 2014-2018 si aggiunge al 1914-18, lo interpreta, lo trasforma, lo rilegge alla luce di quello che pensiamo noi. Noi naturalmente non possiamo essere così divisi come erano loro, ma comunque i punti di vista difformi esistono, e figurarsi se non esistono rispetto a questioni di codice militare, di codice militare del tempo di guerra. Ci arriviamo dopo. Sarà comunque uno dei filoni del discorso di oggi. Dunque, dire di no. Bisognava dire di no prima, nel 14-15. Almeno per quanto riguarda l'entrata in guerra dell'Italia, che ha avuto questi 10 mesi per pensarci sopra, discuterne, dividersi, contrastarsi, e alla fine ha prevalso il sì, o potremmo dire una pluralità frontista di sì, una concordia discourse tra interventisti democratici e interventisti nazionalisti, eccetera. Le varianti del voler entrare in guerra, ma comunque del voler entrare in guerra. E d'altronde anche i no dei neutralisti erano differenti tra i liberali di Giolitti, i clericali e i socialisti. Ciascuno delle tre porzioni della società ampiamente suddivisa al proprio interno. Ma comunque 10 mesi, e alla fine, dopo i 10 mesi, prevale il sì. Prevale il sì, ma non che ci sia un referendum. Votiamo su tante scemenze, ma un referendum sulla pace e sulla guerra. Il Parlamento, il 20 maggio 1915, a buoi ampiamente scappati, il Parlamento è venuto a dire il suo sì, poco convinto, a una scelta che era già avvenuta a monte, a termini di statuto, in buona parte a termini di statuto, ma non solo. Però di questo abbiamo già discusso negli anni precedenti e non voglio tornarci. Voglio solo dire che, insomma, dentro quel sì alla guerra, che si è concretizzato attraverso una discussione di 10 mesi, non è che il no sia sparito, il sì se lo porta dentro e riaffiora. Anche e soprattutto nel 1917, che è l'anno con cui abbiamo a che fare 100 anni dopo, il 17. Lo dicevo mercoledì scorso, il 17 è l'anno della stanchezza dilagante di tutti i popoli, di tutti gli eserciti. Non è solo l'anno della Caporetto italiano, ma di molte decine di ammutinamenti nei reggimenti francesi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi nel 18 le cose continueranno fino alla implosione degli imperi.
conta anche il come, il quando, oltre che a monte il se di quella discussione tra il sì e il no alla guerra. Le asprezze inusitate a partire dalla lunghezza totalmente inattesa, le asprezze della guerra, incidono ovviamente su quello che uno ha pensato del sì e del no quando c'era ancora la pace. E chi l'avrebbe mai detto che la guerra sarebbe stata così lunga? È ovvio che anche l'esperienza conta, non possiamo immaginare che ci siano come delle bocce ferme al maggio 1915 e chi ha pensato il sì rimanga totalmente sul sì e chi ha pensato il no rimanga totalmente sul no. C'è un processo mentale che riguarda la dimensione collettiva e riguarda milioni e milioni di militari e di civili. È proprio di questa trasformazione che stiamo cercando di renderci conto. E il 17 è l'anno delle trasformazioni accelerate. Trasformazioni che possono seguire dinamiche d'ordine esistenziale e dinamiche d'ordine collettivo, individuale e collettivo, psicologico e in senso lato politico. A me ai tempi interessavano molto di più le dinamiche collettive e politiche, adesso ai più interessano molto di più le dinamiche esistenziali e individuali, moltiplicati magari per milioni di volte. Dopodiché comunque, anche se ci arrivi per via esistenziale e individuale, quando hai a che fare con milioni e milioni di destini, in gran parte coatti, ma comunque destini individuali dentro un destino collettivo, comunque la politica rientra dalla finestra, anche se tu oggi, come molti fanno, l'hai cacciata fuori dalla porta. Ma comunque, certo, esistono queste priorità differenti in ciascuno di noi e anche negli studiosi. Io ho dovuto via via rendermi conto che le dinamiche esistenziali interessavano sempre di più e le dinamiche politiche interessavano sempre di meno. Questo vale anche per Caporetto. Come vedremo, parte oggi, di più mercoledì prossimo, che è il tema Caporetto. L'immaginario scatenato. Mi pare che questo titolo che ho pensato per il terzo incontro in realtà sarà la formula interpretativa che reggerà gli incontri che sto già facendo su Caporetto in questo anno anniversario, l'immaginario scatenato. Ma di sicuro quando usciva il protolibro, I Venti di Caporetto, non mi bastava mica e non andavo in cerca dell'immaginario scatenato, come poi vi racconto. Allora aggiungiamo alle modalità di fuga dalla guerra, quelle che ho detto, no? Disertori, ovvia. Anche se anche questa va articolata, ma diserzione verso l'interno, quindi sostanzialmente tentativo di tornare al paese, di tornare a casa, o diserzione in direzione delle trincee nemiche. Non è affatto la stessa cosa, i numeri sono enormemente a favore della diserzione verso l'interno, dove naturalmente il fenomeno tende a confondersi con la stanchezza, con il non poterne più, con la parola d'ordine tacita o esplicita del tutti a casa. La diserzione verso il nemico, che è più grave dal punto di vista giuridico e giudiziario, è minoritaria, ma forse in parte è minoritaria perché è molto più difficile contabilizzarla, perché come fai tu a capire bene se un prigioniero è un disertore oppure no? Ecco perché sui prigionieri, e specialmente sui prigionieri di Caporetto, dunque dell'ottobre-novembre 17,
grava il sospetto che in realtà si siano andati prigionieri troppo facilmente. Erano centinaia di migliaia, in effetti. Non saranno i disertori, i vinti di Caporetto. Il titolo di questo mio antichissimo libro nasce da una frase fatta, i vinti di Caporetto. La tradotta, che è il più famoso dei giornali di propaganda, ha una famosa copertina di Enrico Sacchetti, che era un grande illustratore dell'epoca e che lavorava anche per la tradotta, e c'è questa copertina in cui si vedono i vinti di Caporetto, cioè i prigionieri con l'aria vergognosa di chi sa di avere fatto qualche cosa di tremendo e imperdonabile. E siccome tra i vinti di Caporetto c'è Gadda ha passato tutta la vita a detergersi da questa pillacchera tremenda di poter essere sospettato di avere personalmente fatto Caporetto, cioè essersi dato prigioniero troppo presto o quando non ricorrevano le condizioni. Ma anche qui, quando è che ci sono le condizioni per arrendersi? Chi le valuta? Sono dei flash accelerati, situazioni irrecuperabili. Chi decide? Infatti, ma non devo prendere troppi viottoli secondari, quando i prigionieri tornano sono tenuti a fare una relazione in cui spiegano le circostanze del loro essere stati fatti prigionieri, per vedere se, diciamo così, avevano il diritto, tra molte virgolette, che è un diritto contestato da chi ha una visione molto enfatica del valore del coraggio e sostanzialmente presuppone che non ci siano mai le circostanze per darsi effettivamente prigionieri. Allora, le automutilazioni che consistono? Oggi, nell'economia del tempo che ho deciso di non dare molto tempo a questa tematica, ma vi dico di che si tratta. Vuol dire spararsi sulla mano, possibilmente sinistra, a meno di non essere mancini. Il che ovviamente insospettisce i medici militari, a furia di vedersi arrivare tutti questi qui che hanno tutti, ma guardate, oppure su un piede. I più ignari delle conseguenze sul ginocchio. Il fine era mettersi momentaneamente fuori combattimento. Qualcheduno attenta addirittura alla propria vista, con metodologie, i passaparola, i tam-tam da trincea, certe volte terrificanti, al punto da produrre qualche volta cecità, non qualche cosa di temporaneo, ma qualche cosa di definitivo. Una cosa diffusa, anche qui difficile avere dei numeri, ma molto diffusa. Lo sappiamo dai tribunali militari, che naturalmente cercavano di intervenire con una regolamentazione durissima rispetto a questo reato. Bene, vi rimando a un autore che ha raccontato più degli altri questo, è un giornalista, scrittore, Attilio Frescura, un veneto, quindi vale doppio. Non vi sto consigliando semplicemente uno scrittore italiano. Attilio Frescura ha scritto il Diario di un imboscato nel 19. Arguto, no? Nel 1919 scrive un libro con questo titolo, Diario dell'imboscato. A chi parla? A chi strizza l'occhio? Di qua o di là? E nel 22 che succede di questo Diario dell'imboscato, che intanto ha avuto successo e continua a girare? Sarà bene intervenire? L'editore pensa di sì, l'autore pensa di sì. Per cui se voi avete, qualcuno dei presenti di sicuro avrà avuto per le mani una edizione del secondo dopoguerra avanzato, purtroppo avallato dal mio amico Mario Rigoni Stern, si è trovato di fronte ad una ristampa mutilata. È la ristampa Cappelli del 28, mentre bisogna trovare, esiste, la prima edizione della tipografia libreria vicentina Galla. I vicentini, se ce ne sono, sanno che Galla c'è ancora, è una grande libreria, era una libreria cattolica. Una delle vie per arrivare a dir male della guerra, diciamo così, poteva essere questo, essere clericali.
nostalgici del clerico intransigentismo e quindi della ostilità allo Stato liberale e massonico. Chissà che cosa era veramente Frescura, a me sembra abbastanza opportunista, riuscito a passare attraverso queste circostanze con una certa astuzia, anche appunto mutilando, non cambiando il titolo, perché Kurt Zuckert, alias Curzio Malaparte, ha cambiato il suo titolo Viva Caporetto, chiarissimo, troppo chiaro, nel titolo equivoco e ambivalente La rivolta dei santi maledetti. Saranno santi? Ma saranno maledetti? E vabbè. Frescura non ha cambiato titolo, però ha cambiato il testo. Chi è interessato a queste cose, se trova l'edizione 19, meglio. Io nei miei libri cito da quella, però ho faticato a trovarla. Le altre è un po' più facile. In ogni caso ci sono interi capitoli sulle automutilazioni. Lui per esempio spiega che quando i medici capiscono che la bruciatura sul palmo della mano fa capire che il colpo è stato esploso da vicino, perché uno si è sparato da solo. Allora i medici lo capiscono e quando uno va al processo viene perciò accusato e condannato. Allora, dice Frescura, ma è un'invenzione, tutta una serie di invenzioni reciproche. Gli automutilati capiscono che se ci mettono una pagnotta in mezzo, allora va bene, non viene più fuori quella bruciatura nerasta sul palmo della mano, eccetera, eccetera. Così. Naturalmente l'automutilazione è una tipica forma di fuga individuale, esistenziale. Esprime la disperazione. Se uno si rovina una mano, pur di essere dichiarato inabile alle fatiche di guerra, o peggio che una mano. Un'altra tematica, i folli. Abbiamo proprio a Venezia un grande specialista in questa tematica, che è la mia collega Bruna Bianchi, che da anni lavora e fa lavorare con le tesi di laurea e di specializzazione proprio sulla follia. La follia. Quanti medici, psichiatri non hanno cercato di capire i limiti tra la salute e la follia. In tempo di pace, figurarsi in tempo di guerra, quando le simulazioni erano all'ordine del giorno. Quindi abbiamo tutta una serie di pubblicazioni della Bianchi, ma anche di Antonio Gibelli, altro grande specialista della follia del tempo di guerra. Anche Padre Gemelli, il frate che fa parte del Comando Supremo accanto a Cadorna, ha studiato il soldato dal punto di vista psicofisico, quindi il fisico del soldato, la sua adattabilità, ma anche la sua adattabilità nel senso psichico, eccetera. Su questo mi limito insomma a dirvi che ci sono queste tematiche e sono quelle che interessano maggiormente oggi. Non sono mai diventati per me la via maestra. Però leggo quello che scrivono gli altri e cerco di integrarli in quello che secondo me deve rimanere la via maestra, e cioè una lettura non solo individuale ma collettiva, non solo sociale ma politica, che possibilmente tenga conto di tutto il prisma, di tutta la molteplicità dei lati di un grande fenomeno collettivo dentro cui capitano milioni e milioni di viventi, ognuno fatto a suo modo. E che l'ordigno, la macchina complessiva cerca di appiattire, di massificare, e che si rivolta con tutte le forze per non lasciarsi massificare. Ma in quel discorso parlavamo delle lettere, come una forma di salvezza dell'io, per restare io e non diventare neanche noi nazionale e popolare, che sarebbe stato una scelta dopo tutto significativa, ma un soggetto collettivo massificato e informe. Ho nominato Frescura, ho nominato Malaparte, adesso nomino Carlo Salsa. Anche qui è possibile che ci siano tra i presenti lettori del suo libro del 24, Trincee. Idem, bisogna leggerlo nell'edizione del 24. Carlo Salsa diventerà un fascistone importante
negli organigrammi dell'organizzazione culturale ufficiale, scrive una serie di radioscene per l'EIAR, è, non so se presidente o direttore della SIAE, Società Italiana Autori e Editori. Insomma, diventa un intellettuale militante del fascismo, e Malaparte no, anche lui. Solo che nella sua ambivalenza riesce a farsi perseguitare da tutti, un po' dagli uni, un po' dagli altri, per cui ogni volta può sempre mostrarsi come uno che è sempre stato altrove. No, vi ricordate il finale grandioso di Malaparte con la tessera piena chesta del Partito Comunista e il gesuita padre Rotondi che tiene per lui. Siamo in piena novella boccaccesca di Sarciappelletto, insomma. Malaparte è questo. Beh, Salsa, Malaparte ed altri avevano scritto alcuni tra i libri più sovversivi, se vogliamo usare un termine proprio della cultura nazionalfascista, appena prima che il fascismo diventasse regime. Anche Brancati non scherza. Troppo giovane per aver partecipato alla guerra, scrive però un dramma su Caporetto, vince anche un premio all'inizio degli anni 30, non gli piaccio. E però scrivere su Caporetto all'altezza del decennale La Marcia su Roma, da una parte lo rappresentano a più alto livello, pubblica con un grande editore, prende un premio, poi gli fanno sapere che non è mica il caso di scrivere drammi su Caporetto. Vabbè, cambiamo titolo, chiamiamolo Piave. E così fu. Brancati. Naturalmente se uno prende tutti i nostri intellettuali scrittori per la coda e va a vedere che cosa pensano, che cosa dicono di pensare, di aver pensato nel secondo dopoguerra, tutto cambia. E se uno vuole vedere l'itinerario complessivo, ci si può trovare di fronte a delle situazioni o incresciose o comunque sorprendenti. Per quanto riguarda Caporetto e tutto ciò che forse lo prepara, o comunque nell'ottobre-novembre si suppone che abbia preparato la rotta, ebbene, non è da oggi che mi sono reso conto che alcuni dei libri che raccontano più cose sulle automutilazioni, sulle proteste, sul rifiuto nel corso del 17, prima dell'ottobre, prima del Caporetto, sono i futuri fascisti. Perché per come non ci interessa in questo momento, vedremo se riprendere oppure no la volta prossima. Adesso mi serve invece una pagina che traggo dall'antologia dei vinti di Caporetto, appunto di Carlo Salsa, da Trincee, Sonzogno 1924. Carlo Salsa era già stato fatto prigioniero, è lui prigioniero. Condizione tipica di tanti, condizione tipica anche che favorisce i bilanci, i ripensamenti, la scrittura. Non che tutto il libro Trincee si svolga in prigionia, no, assolutamente no. In buona parte è in altopiano, in zone dove l'altopiano si avvicina senza diventare il Carso, e la terribile guerra anonima e sanguinosa del Carso, un po' ci si avvicina. Insomma, è un libro scabro, duro, crudo, realistico, assolutamente regge al tempo, Trincee. Ma a me serve per questa pagina qui, questo gruppetto di ufficiali è appena arrivato in un campo di detenzione. Trova altri ufficiali, sono separati i campi degli ufficiali e dei soldati, sono tra loro ufficiali di complemento, giovanissimi, come lo è lui. Parentesi, cugino di Comisso. Giovanni Comisso, l'autore di Giornali di Trincea, uno dei più belli, tra i più belli. Strano. Io continuo a non capacitarmi che proprio Comisso sia riuscito, così poco intellettuale com'era, a scrivere uno dei libri più belli sulla guerra. Però è andato così, per intuizione, per sensibilità. E anche 2 capitoli che ci sono lì, la volta prossima credo che leggerò qualche cosa su Caporetto sostanzialmente come carnevale, come vacanza. Non è una brutta chiave. Bene, erano cugini, non si potevano vedere naturalmente.
Allora, siamo appena arrivati in prigionia. Si avanza? Questa volta ci siamo, no? Dicono i vecchi prigionieri che sanno poco o nulla di come stanno le cose. Dite, come va? Cerchiamo delle frasi evasive. Nessuno risponde. Alcuni di noi sono andati a confidarsi con gli ufficiali catturati nella precedente offensiva, che sono più al corrente. I vecchi prigionieri non sanno nulla, a quanto pare. Si formano crocchi tra le baracche. I soldati sono stanchi. Non marciano più. Non c'è una data. Non riesco a datare con esattezza questo brano, ma siamo nell'estate del 17, quindi siamo qualche mese prima dell'ottobre-novembre, uguale Caporetto. Uno dice, i soldati sono stanchi, non marciano più. E un altro, io li ho perduti tutti per la strada, si rintanano, si nascondono, non vogliono più saperne. E dalli, con queste offensive a scadenza fissa, siamo giunti a questo. E un altro, una volta si facevano ammazzare allegramente, a reggimenti interi. Ora non vogliono più arrischiare la pelle, nemmeno per qualche cosa, sono finiti. E un altro, io ho sparato nelle gambe a 2 soldati per dare l'esempio, non è valso a nulla. Notate, doveva dare l'esempio secondo quello che imponeva Cadorna con le circolari che avevano reso più crudo e esigente il già crudo e ottocentesco codice militare. Però siccome lui è un buono, questo ufficialetto, gli ha sparato alle gambe. Non ha sparato per ammazzarli, ma solo alle gambe. Ci dice però un clima. Non è valso a nulla, continua. E un altro ancora, a me ne sono scappati di qua 19 l'altra notte, quando cominciò il bombardamento. Bisognerebbe che fossero tenuti da una disciplina feroce, come gli austriaci. E un altro ribatte. Ma loro, i soldati, li cambiano, hanno i loro turni fissi e le truppe fresche per gli attacchi. Noi invece ci buttiamo in un'offensiva con 1 mese di trincea nelle ossa o 2 anni di anzianità di fronte. Siamo uomini, abbiamo una resistenza di uomini. Ma i comandi non le vengono a sapere tutte queste cose. Ogni colonnello ci tiene a far sapere che il proprio reggimento è il primo del mondo e certe cose poi si aggiustano sempre. Chi si arrisca ad affermare che i soldati sono stanchi va a finire sotto processo e allora si riesce poi a dire quel che vogliono loro. Nessuno ha il coraggio di dire la verità. La verità in guerra è stata imbalsamata. Speriamo che non si muovano loro. Io ho sentito dire che in ottobre faranno un'offensiva in grande stile. Anch'io. Me l'ha assicurato un ufficiale d'artiglieria austriaco. Dio liberi. Date le condizioni del nostro esercito, quelli vanno diritti fino a Milano. Certo, Salza avrà scritto dopo Caporetto. Ma chi aveva pensato o sentito altri che pensavano o dicevano cose di questo genere l'estate del 17, quando poi arriva Caporetto è portato a guardare indietro e non pochi dicono l'avevo detto io, lo sentivamo venire, lo sapevamcelo. Questa è la lettura degli ultimi giorni di ottobre, dei primissimi novembre. È il Piave che dice di no. Perché siccome si fermano, e siccome quello che è accaduto nella seconda armata, che è l'armata che ha fatto Caporetto, non si diffonde nella prima e nella terza, se fosse stata la rivoluzione, se fosse stata il fare come la Russia in Italia, difficilmente si sarebbe fermata a un'armata senza riguardare le altre e difficilmente l'esercito, quel che ne rimaneva, si sarebbe fermato e avrebbe opposto resistenza al Piave. Ne parleremo. Ancora qualche altro elemento alla metà del 1917.
praticamente nelle stesse settimane in cui possiamo intendere che sia avvenuto questo colloquio di Salsa, del tenente Salsa, con altri tenenti, sottotenenti e capitani di complemento in prigionia. Quel brano io nella mia antologia l'avevo intitolato, il titolo l'avevo dato io, L'attesa. L'attesa. Probabilmente aggiungendoci un che di teleologico in questa attesa. D'altra parte il libro intendeva sottoporre a verifica quello che a fine ottobre pensa Cadorna, o pensa Bissolati, o pensano altri, che si sia di fronte a un voluto gettare le armi, cioè a prodromi di una rivoluzione, a un fenomeno sociale e non eminentemente militare. Questo era l'interrogativo da cui muovevo allora. Ci torniamo. Allora, quali altri elementi possiamo collocare nell'estate del 17 di cui tenere conto per quanto riguarda l'esercito, la società, lo Stato italiani, dopo aver ripetuto che sintomi analoghi li potremmo ritrovare se ci occupassimo della storia della Francia o della storia della Germania, per non dire ovviamente la storia della Russia, che siamo tra le due rivoluzioni, tra la rivoluzione di febbraio e quella d'ottobre, in questo momento qui, naturalmente. Quindi è chiaro che a maggior ragione lì il processo di disgregazione è assolutamente di massa e riguarda i milioni, non le decine di migliaia o le centinaia di migliaia. Treves, i fatti di Torino, l'inutile strage. Almeno questi tre sintomi. Claudio Treves, il leader riformista del Partito Socialista accanto a Filippo Turati, il 12 luglio dice quello che vi ho già detto nel discorso, vi ho ricordato la sua frase celeberrima: il prossimo inverno non più in trincea. Questa è la sintesi, il telegramma di una frase un po' più lunga in cui il deputato riformista, tutt'altro un rivoluzionario, ma un riformista conseguente, importante, ascoltato, influente anche al di fuori del suo partito socialista. Uno che è sulla breccia da decenni, uno che conta anche nel Parlamento, come peraltro conta Turati. Insieme fanno Critica Sociale, una rivista il cui nome naturalmente non può non ricordare la Critica Senza Sociale, cioè la rivista di Croce, e a lungo, oltre che di Croce, di Giovanni Gentile. Chiaro che Turati e Treves hanno voluto fare la critica per il movimento operaio, nella chiave socialista riformista che era quella di buona parte del Partito Socialista Italiano, che in quel momento è però diviso tra il gruppo parlamentare, dove sono fondamentali Turati e Treves, la critica sociale che fanno loro, mentre la direzione del partito e l'avanti sono nelle mani dei massimalisti. Allora, vi raccomandavo la volta scorsa, nel ricordarvi la frase di Treves, di non renderla più rivoluzionaria di quanto non sia, perché non lo era. Si rivolge ai governi d'Europa e dice: ascoltate la voce che sale dalle trincee. I popoli non ne possono più, il prossimo inverno non più in trincea, ma quella che il deputato socialista riformista si attende è un'azione politica da parte dei sovrani e dei governi, una lungimirante lettura realistica di quello che veramente sta avvenendo all'interno degli eserciti e dei paesi. Non è certo la bandiera rossa della rivoluzione russa, il 12 luglio. Ma che cosa può diventare dal 24 ottobre del 17 nelle letture interessate di chi o non capisce davvero più niente, certo dovevano essere molti che non capivano più niente e andavano in cerca di chiavi per leggere la realtà, oppure erano interessati a dare un bel colpo al Partito Socialista. Batti il cane finché è ferito, credo che ci sia un antico proverbio di questa natura. Ammazza, è chiaro che il movimento operaio in tempo di guerra è ferito, perché non ha saputo impedire la guerra e in Italia poi un po' la disvuole, un po' la vuole, non sa che pesci prendere.
è il momento buono per dargli gli ultimi colpi. Non sarà affatto così. Per le elezioni politiche del novembre 19, viceversa, daranno i famosi 156 deputati al Partito Socialista Italiano, facendone il più forte partito del Parlamento. Che poi non li abbia saputi usare politicamente è un altro discorso, ma il segnale, dal punto di vista elettorale e parlamentare, questo era stato. E anche la CGIL era, se non sbaglio, riuscita a quadruplicare i suoi adepti sull'onda appunto di un no alla guerra che in certi momenti poi è diventato un ni e persino un sì dopo Caporetto. Vi ricordo che la CGIL era più moderata del partito. Nella CGIL i riformisti decidono, perché la sinistra è già uscita da anni nella forma del sindacalismo rivoluzionario. Già, ma proprio dal sindacalismo rivoluzionario è uscito l'interventismo di sinistra del 14-15. Filippo Corridoni, Alceste De Ambris e i suoi fratelli, eccetera. Non c'era mica soltanto l'interventismo democratico alla Trento e Trieste, c'era un interventismo più a sinistra, cioè non di centrosinistra diciamo, ma di sinistra, che immaginava di poter usare la guerra per fare deragliare il treno della guerra in direzione di trasformazioni radicali che poi si potevano chiamare rivoluzione. Quello che riescono a fare è diventare eroi di guerra, come Filippo Corridoni, che muore subito. E naturalmente se ne impadronisce Mussolini, subito, e ancora di più dopo. Il Corridoni non c'è una vedova Corridoni come c'è una vedova Battisti capace di difendere con le unghie e con i denti la memoria e l'immagine del suo uomo. Per cui Corridoni diventa una specie di evangelista del fascismo e Battisti no, non riescono a farlo diventare questo, anche se ci provano ripetutamente. I fatti di Torino sono dell'agosto, quindi subito dopo, e sono stati appena preceduti il 1 agosto dal documento pontificio che contiene la famosa frase che, a sé stante e senza più il contesto in cui è nato, riesce a diventare pubblica e a trasformarsi, per qualcuno, in una sorta di paradossale parola d'ordine, l'inutile strage. Davvero il Papa aveva voluto proclamare la vittoria politico-militare del quinto comandamento? E perché mai? Erano millenni che la Chiesa Cattolica benediceva tutte le guerre possibili e stava benedicendo anche questo. Naturalmente tutti i vescovi e tutte le cattedrali benedicevano ciascuno il proprio esercito e in questo modo si poteva continuare a restare cattolici italiani o cattolici austriaci e ciascuna Chiesa nazionale poteva in qualche modo legittimare la guerra del proprio paese se non si era riusciti a evitare la guerra nel 14-15, come la Chiesa aveva provato a fare. E non soltanto la Chiesa come istituzione ecclesiastica, anche personaggi importanti del mondo cattolico come Alcide De Gasperi, per fare un grande nome, che allora era deputato popolare del Trentino, dunque nell'impero e non nell'Italia, che prova fino all'ultimo a evitare la guerra, non è l'unico. Dopodiché prevale un'altra linea. Ma l'inutile strage, di nuovo, si rivolge ai governi, come Treves, absit in Iuria, Treves e il Papa, in fondo rivolgono a chi comanda l'invito a tenere conto che in basso non se ne può più. C'è chi fraintende. Il giornale diocesano di Udine, e Udine è la capitale militare dell'esercito italiano in quel momento lì. Allora è importante, non è un giornaletto diocesano qualunque, è quello di Udine, esce un editoriale dal titolo La parola alle trincee. Pesantino. E infatti il giornale viene chiuso. Da chi viene chiuso? Da tutti.
dallo Stato, dalla Chiesa, c'è una gara a chi lo chiude prima. Dunque l'inutile strage è un altro degli elementi che serpeggia tra i fattori del rifiuto, della progressiva estraniazione dalla guerra, ma è come figlia di nessuno, perché non è che il Papa, pur figura sovranazionale, come viene riconosciuta, come viene trattata, ma non è che possa diventare un capo partito, capo del Partito della Pace, né lo diventano i vescovi o i cardinali. Peraltro essi stessi divisi, perché come cittadini ci sono tra loro dei nazionalisti e dei mezzi obiettori di coscienza. In Friuli poi non ne parliamo, e in genere nei territori per cui l'Italia dice di combattere, nei territori di Trento e Trieste, lì sono territori estremamente complicati dal punto di vista della gestione ecclesiastica. Che tipo di vescovi avranno messo? A Udine, a Gorizia, a Trieste, eccetera? Ora lo sappiamo abbastanza, perché il grande storico cattolico Gabriele De Rosa si è accorto prima degli altri che erano passati gli anni necessari perché non fossero più segreti certe carte conservate fino allora nell'archivio segreto del Vaticano. Per cui ha mandato gli storici, e in particolare un sacerdote storico di sua fiducia, Don Antonio Saccà, a studiare per primo questo straordinario epistolario collettivo dei vescovi veneti e friulani che scrivono al Papa durante la guerra, al Papa e alla Segreteria di Stato, ricevendo spesso risposte, non generalmente dal Papa, ma da Gasparri, il segretario, o da Todeschini, il suo vice. Straordinario controcanto segreto, anche questo, che oggi noi conosciamo. Ci sono 3 volumi pubblicati dalle edizioni di Storia e Letteratura 20 e più anni fa, in cui, per esempio, il vescovo Pellizzo, che è il vescovo di Padova, che è la nuova capitale della guerra dopo Caporetto, su 3 volumi ne ha uno tutto per sé, tanto scrive. Pellizzo personalmente viene da Faedis, ed è di una famiglia slovena, con tutte le complicazioni del caso. E Endrici, il vescovo di Trento, grande vescovo, Trento, per quanto tempo è stato un principato vescovile? Trento, la città del Concilio di Trento, scegliere la figura adeguata, e oltre che essere quindi la Trento al confine, ma oltre le vicende 8 e novecentesche dell'Italia e dell'impero asburgico, ci sono vicende che vengono da molto più lontano, per cui la scelta di questo vescovo è importantissima, è cruciale. Naturalmente deve essere un politico, un diplomatico, non semplicemente un pastore, ma anche. E attraverso questi epistolari noi possiamo seguire analiticamente. Non è naturalmente il nostro caso. Cosa succede a Torino per alcuni giorni di agosto 17? Solite code di donne per il pane. Il pane a un certo punto finisce, rabbia, grida, rancore, vogliamo pane, e a un certo punto le grida vogliamo pane che si trasformano in abbasso la guerra, vogliamo i nostri uomini. Viva la pace. Cose grosse. Si fa intervenire l'esercito. Ma è dubbio che la rivoluzione si possa fare in un paese solo. Ancora più difficile sarebbe stato farla in una sola città. E infatti ci sono dei moti, ci sono dei morti. Non bastano mica i vigili urbani per tenere buone le donne e quel po' di uomini anziani o giovanissimi che potevano esserci in tempo di guerra. Quindi duro, intervento pesantissimo di censura per evitare che si sappia in giro per l'Italia. È bene che non entri in azione anche Milano. Già è una cosa grossa che sia entrata in azione una grande città industriale come Torino, la città della Fiat e tutta una serie di altre fabbriche che lavorano per la guerra al momento.
la città dove c'è in incubazione il Partito Comunista d'Italia, o perlomeno la parte torinese, se non la parte napoletana e bordighista, la parte Ordine Nuovo, che naturalmente sono i ragazzi socialisti della Federazione Giovanile Socialista per il momento, e ciascuno dei quali, Gramsci, Togliatti, Terracini e Tasca, nel 14-15 ha reagito come ha reagito personalmente. Esistono anche le soggettività dei futuri leader del grande partito di massa. Ognuno ha reagito alla sua maniera di fronte al richiamo alla guerra e di fronte al capo. E chi è il capo? Ma Mussolini, naturalmente, che sceglie come sceglie tra ottobre e novembre del 14. Una svolta nella svolta, di cui qualche cosa a suo tempo abbiamo detto e oggi non la riprendo. E allora indirizziamoci verso un libro importante che si chiama Le fucilazioni sommarie nella Prima Guerra Mondiale di Marco Pluviano e Irene Guerrini. Questa coppia di giovani storici liguri, ma sono 20 o 25 anni che ripetiamo questa giaculatoria, quindi sarà il caso di dire questa coppia di storici liguri studia da anni e anni, si è specializzata ed è il primo riferimento da fare per le fucilazioni e per le varie categorie e sottocategorie, per le varie circostanze, per i tribunali militari, ma quelli ordinari ed anche quelli straordinari, per tutte le diverse forme quindi di condanna, compresa l'obbligo a cui era tenuto l'ufficiale di sparare immediatamente al recalcitrante che non volesse uscire dalla trincea. Già il codice militare era di metà Ottocento, non era particolarmente avanzato neanche quando era il codice piemontese, figurarsi. Immaginarsi se può essere democratico e avanzato nel 1915-18, oppure, e perciò, perché valgono tutte e due le cose, non basta, non funziona da solo rispetto ai nuovi bisogni di un grande esercito di massa basato sulla coscrizione obbligatoria, come sono gli eserciti del 14-18. E quindi Cadorna, il generalissimo, fa delle circolari che rendono ancora più cruda, e appunto una è questa, riguarda l'obbligo, non il diritto, il dovere dell'ufficiale di obbligare con la violenza a uscire dalla trincea. Per cui tendenzialmente all'uscita, all'assalto, un ufficiale in testa e un ufficiale in coda. Uno per dare l'esempio e tirarseli fuori e uno in coda per verificare che nessuno si sia nascosto tra i sacchi di sabbia o in fondo nei buchi della trincea. E se avviene, con la pistola alla mano bisogna obbligarlo. Voi capite che nessuno è mai riuscito a contabilizzare questa fenomenologia, neanche loro subito, per accusare eventualmente gli ufficiali di non avere fatto quello che in teoria avrebbero dovuto fare. E poi, come si fa a ricostituire la situazione specifica in cui avrebbe dovuto avvenire quello che qualche volta sarà avvenuto e qualche volta no? Tutto questo ce lo dobbiamo immaginare naturalmente nel putiferio e nel frastuono tremendo di un assalto, dove tutti sono attori e tutti sono testimoni, ma non ci sono testimoni neutrali. Non ci sono circuiti televisivi interni e non è neanche il momento in cui si possano scattare le fotografie di cui parlavamo, che sono per altri momenti molto più tranquilli che non quelli dell'assalto. Allora, insomma, tutti questi numeri sono numeri complicatissimi da fare e su cui si continua a lavorare cercando di... Ma d'altra parte, non siamo ancora neanche sicurissimi del numero dei morti.
caduti in guerra. Fino a quando? Fino al 4 novembre, il 5 novembre non vale più? Fino a quando si è caduti in guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo libro si chiama Le fucilazioni sommarie nella Prima Guerra Mondiale. Porta la prefazione di Giorgio Rochat. Il mio socio, nel libro che abbiamo fatto insieme, dedicato appunto alla Grande Guerra, è importante che abbia fatto lui questa prefazione, perché è come una sorta di adozione, perché Pluviano e Guerrini sono, a suo tempo, erano allievi di Antonio Gibelli a Genova. Rochat e io rappresentiamo una linea di tendenza, Gibelli, Bianchi ed altri ne rappresentano un'altra. Allora la prefazione rispetto a questo libro, evidentemente richiesta e non solo accettata, voluta, richiesta dai due allora più giovani autori, è un ponte molto significativo. Spero di riuscire a dividere il tempo in modo tale da darvi una primizia che consiste in una sorta di lettera circolare che Rochat ci ha mandato dal suo buon ritiro di Torre Pellice pochi giorni fa, a proposito della questione del perdono, o come vogliamo chiamarli, ai condannati a morte. Ovvio che la questione dei fucilati o non fucilati, comunque dei condannati a morte, è una delle tematiche nevralgiche più difficili, più crude, e anche costituisce da sempre, e oggi più che mai, un osservatorio più complessivo su tutta la guerra. Non è un tema di per sé importante, è anche un osservatorio sull'obbligo o non obbligo della cittadinanza. La cittadinanza comporta o non comporta vestire la divisa? E una volta vestita la divisa, comporta o non comporta soggiacere a un codice militare di cui fa parte in determinate circostanze l'andare sotto processo in un tribunale militare che comporta eventualmente anche la condanna a morte, talvolta eseguita, più spesso no, con tutti i punti interrogativi che volete. Qui Rochat nella sua prefazione dice, come è noto, le fucilazioni per l'esempio, termine diffuso in Francia, per l'esempio, furono largamente applicate nella Prima Guerra Mondiale, circa 600 nell'esercito francese, di cui 200 nei primi mesi del conflitto, 330 nell'esercito britannico, 750 in quello italiano, il libro del 2004. Su una forza più o meno pari a quella inglese e metà di quella francese. Una pratica che rientrava nella cultura militare prebellica. Restava una grossa lacuna, dice Rochat, che questo volume di Guerrini e Pluviano viene a colmare. I 750 fucilati in Italia erano stati condannati da tribunali regolari e straordinari, come gli altri eserciti. Però Cadorna aveva autorizzato, anzi prescritto, altre fucilazioni in più, sommarie, decise sul campo da un ufficiale, dinanzi a casi di particolare gravità, per dare un immediato e terribile esempio alle truppe. Esecuzioni sommarie che non hanno riscontro negli altri eserciti. Lasciate l'iniziativa di singoli ufficiali, colonnelli e generali, che dovevano dare prova della durezza inflessibile richiesta da Cadorna. Allora, la fonte di cui si servono i due autori è un memoriale di un generale Donato Antonio Tommasi, che viene incaricato dal generale Diaz alla fine della guerra di fare un'inchiesta per capire come hanno funzionato i tribunali militari, se, chi, come, quando, a buon diritto o non a buon diritto a termini di legge, hanno comminato e eventualmente eseguito le condanne a morte.
Questa è una fonte straordinaria che è stata prodotta da Tommasi nel 19 e poi sommersa dal tempo e dimenticata fino a questo libro. Fondamentalmente le cifre che aveva messo insieme il 19, che è lo stesso anno dell'inchiesta su Caporetto, quindi ne riparleremo, le cifre rimangono fino a questo libro più o meno quelle. Dunque, sintetizzando, 750 4.000 le condanne a morte, 750 quelle effettivamente eseguite, più circa 300 sommarie, un po' più di 1.000.000 le condanne a morte di vario tipo eseguite effettivamente in Italia. Se ne sa così poco che anche fior di studiosi scrivono pochissimo tempo fa sul Corriere della Sera che le condanne a morte sono state 4.000. L'autore, che è un autorevole studioso, ma più autorevole nel campo della storia delle religioni che non della guerra, intendeva sostenere appunto la riabilitazione dei condannati e quindi la cifra 4.000 gli faceva più gioco della cifra 750 più 300, cioè 1.050. A questo punto, se il tempo ci fosse stato, avrei potuto inserire qualche lettura, perché nei diari, romanzi, memorie della Grande Guerra è abbastanza frequente che si incontrino pagine dedicate a un'esecuzione. Anche in commisso, adesso non lo leggo questa volta, forse la volta prossima, ma insomma Commisso dice i soldati di solito mi guardano bene, quella volta lì passo davanti a loro subito dopo c'è stata l'esecuzione e ho visto subito mi guardavano in modo diverso, nella sua sensibilità coglie che in qualche modo anche lui, l'ultima ruota del carro, Commisso, anche lui viene coinvolto nel meccanismo oppositivo ufficiali-soldati semplici. Per cui tutti gli ufficiali, anche se niente ha fatto di carriera e anche se niente ha fatto altri ufficiali, sono in qualche modo complici del meccanismo di sopraffazione autoritaria. Questo c'è in Commisso, ma ce ne sono tante. Alla fine, anche per onorare quello che vi dicevo prima, che i futuri fascisti sono spesso quelli che l'hanno raccontata più cruda, ho scelto quello che dice Arturo Marpicati nella Coda di Minosse. Arturo Marpicati, intellettuale militante del fascismo, autore di molti libri, arriverà ad essere anche vice segretario nazionale del Partito Nazionale Fascista. La Coda di Minosse, lui dice averlo cominciato a scrivere già nel 19, ha diverse edizioni, la prima nel 25, io leggo dalla seconda del 31. Quindi presumo che siano pagine pensate e scritte nel 19, quando tutto è possibile, come sviluppi della storia italiana, che il 19 vuol dire crocevia politico, può andare a destra, può andare a sinistra, o può anche restare un paese liberale. Non vediamo il 19 dal punto di vista del 22. E che Marpicati diventi lui stesso militante fascista è un fatto, ma non gli impedisce negli anni 30 di ripubblicare. Ci sono pagine su pagine, non la posso leggere tutto, ma sono pagine assolutamente terrificate e terrificanti, che non risparmiano nulla, che non lasciano nulla proprio all'immaginazione nel descrivere particolare quanto sia cruda e complessa anche questo rito, perché è contemporaneamente un rito del ripristino dell'ordine, dove il reo, che tale è stato considerato dal tribunale, serve a un rito che è molto più grande di lui. Per esempio, elemento fondamentale è che quelli che lo fucilano facciano parte del suo reparto, devono essere i suoi compagni. Che ci siano spettatori, e come Marpicati,
il prossimo fascista, e ormai quando esce queste edizioni qui, il fascista non ha paura di nascondersi dietro al pelotone di fanteria che spara, ci sono i carabinieri pronti a sparare sul pelotone se il pelotone non spara. Cioè, il peggio del peggio, l'immaginario più truce, qui viene raccontato come è la guerra. À la guerre comme à la guerre. Il capitano dei carabinieri chiamò il suo tenente, gli lanciò poche parole e quegli tolse allora 7 carabinieri dal proprio pelotone e li portò a un passo dietro le spalle dei 14 fucilieri già schierati. Gli altri carabinieri, a un cenno del tenente, dileguarono senza parere e in gruppetti di 2, di 3 si disposero per i campi, torno alle truppe radunate. «Faccia caricare le armi», comandò il capitano di fanteria a un sottotenente che stava presso Denandri, che è il nome del personaggio romanzesco in questo che vuole essere un romanzo. Con un balzo il tenente dei carabinieri fu dinanzi ai 14 fanti del pelotone e Denandri udì le sue parole ammonitrici: «Mirare, 7 a una testa, non alla schiena, e 7 all'altra testa, capito? Sono 2 condannati. Capito? Alla nuca mirate, qui», e accennò la nuca. «Non pensiamo di sparare in aria, né? Perché dietro ci avete i carabinieri». I 14 erano così assorti che parevano non udire. Dietro ad essi 7 carabinieri stavano dritti e scuri come cipressi. Salto 5 o 6 pagine, siamo sempre lì, l'esecuzione non finisce mai. Il capitano dei carabinieri diede fiato in un piccolo zufolo. Il sottotenente che stava accanto ai 14 fanti, pallidissimi, sollevò allora in alto la lucida sciabola, portandone l'impugnatura contro il petto. Indi, terreo e disfatto come un cadavere, tra una diffusa e quasi tangibile angoscia, in cui parve dovessero inclinarsi i cuori turgidi e sospesi dei presenti, la lasciò cadere. La lasciò calare. Paolo Puppa, esperto di vicende teatrali, interviene. Grazie. E la scarica, simile a una sfuriata rabbiosa e inafferrabile di grandine sui tetti, proruppe lacerando alcuni metri d'aria. Vi ho risparmiato le parti più terribili, ce n'è uno giovanissimo tra i 2 morituri che continua a gridare sempre più fioco: oh mammuzza mia, eccetera. Allora, in questa ultima mezz'ora, dovrei riuscire a gestirla in modo tale da continuare a dirvi qualche cosa, ma ormai poco, del 17, restando dentro il 17, e invece avviarmi ormai a il 17 considerato dopo. Lo abbiamo appena fatto, siamo negli anni 30. Prima mi riferivo al Caporetto Piave di Brancati, stesso anno praticamente dell'uscita del Malpicati, negli anni 30. Insomma, la guerra hanno continuato a ripensarla, a raccontarsela, ma intanto fuori cambiava il contesto, ma intanto fuori cambiava il regime, cambiava il linguaggio, cambiavano gli accenti, le priorità. Come vedete, neanche un intellettuale militante del fascismo si dimostra per niente insensibile dal punto di vista umano e umanitario. Anche Comisso è uno assolutamente arreso al fascismo. Il giorno di guerra esce nel
30, anche se ripubblica praticamente il suo epistolario, le lettere ai genitori, quelle che ha studiato Luigi Urettini ormai tanti anni fa. Insomma, c'è la grande guerra del 14-18 e c'è il 14-18 continuamente rielaborato nei 100 anni successivi fino ad arrivare a noi. Allora, in che stato ci arriva a noi? Ovviamente nello stesso stato di prima dal punto di vista dei fatti, salvo la circostanza, e non è poco, che un certo numero di fatti sono stati accertati nel frattempo, come le lettere dei vescovi al Papa di cui vi parlavo prima. Quindi documenti nuovi ne possono sempre venire fuori e naturalmente modificano la nostra visione dei fatti. Le lettere sono quelle che hanno scritto allora, i fatti sono fatti. Però finché rimangono nell'archivio segreto del Vaticano e non li conosciamo, è evidente che non entrano nella interpretazione dei fatti. Dal momento in cui li conosciamo, modificano la nostra visione dei fatti. Questo si può moltiplicare un sacco di volte. La volta scorsa vi parlavo della scrittura popolare. La scrittura popolare l'abbiamo a disposizione da una trentina d'anni e prima no. Allora, tutti questi epistolari di contadini soldati all'incirca e di contadine non soldatesse c'erano già, ma stavano nascosti nei cassetti. Da quando sono studiabili e in parte sono state pubblicate, hanno contribuito a modificare la nostra visione del modo dell'uomo di stare dentro al fenomeno guerra, no? Quindi le dinamiche soggettive moltiplicate per milioni di volte dentro la oggettività della coazione, una coazione in cui ciascuno dei soggetti poteva aggiungerci il suo volere, accettare, oppure no, le buone ragioni di quella coazione. Mentre per tanti altri la coazione era una coazione allo stato puro, cioè pura ubbidienza oppure no, disubbidienza, tentativo di disobbedienza alla coazione. Si sfrangia, no? Il modo di stare alla guerra dentro 14-18 si sfrangia in una molteplicità di possibilità. Lo sforzo deve essere quello di non arrendersi a una relativizzazione in cui tutto è possibile e quindi nulla è vero. Io non voglio arrendermi a questo, io voglio capire come sono andate le cose, quindi ho bisogno anche di dinamiche complessive, di medie comportamentali e non soltanto di dire ognuno, ognuno, certo, ognuno. Negli assoluti dell'io, ognuno è solo se stesso, ma se stai dentro un esercito, dentro un paese, non sei solo un assoluto, sei anche un relativo dentro una complessità sociale, che è anche una macchina militare. Allora poi c'è il racconto. A che punto siamo di questo racconto? Quando io mettevo insieme i vinti di Caporetto, prima del mito della Grande Guerra e prima dei giornali di trincea, quindi è il primo della trilogia, io volevo vedere se Cadorna e gli altri, Cadorna e Misuati, avevano avuto ragione oppure no, se i soldati stavano facendo la rivoluzione. Mi andava bene, ma non stavano facendo la rivoluzione. Ecco perché in seguito mi sono messo a studiare Vittorio Veneto. Un mucchio di gente invece continua a rimestare Caporetto come se Vittorio Veneto non ci fosse mai stato. Ma senza più aspettarsi da Caporetto quello che la mia generazione, o parte di essa, si aspettava tanto tempo fa, cioè una volontà collettiva di prendere nelle proprie mani il proprio destino e insorgere per risorgere, diciamo come avrebbe detto a suo tempo GL, ma per fare invece la Russia in Italia, non per fare giustizia e libertà, ma comunque insorgere per risorgere diversamente. Noi all'epoca, quella parte di noi che andava in cerca delle occasioni perdute, qualcuno cercava la resistenza rossa accanto alla resistenza tricolore, o più della resistenza tricolore, altri pensavano, ma Caporetto era davvero quello che diceva Cadorna oppure no? Mi ricordo di essere stato duramente arronzato su Rinascita, che era
allora il periodico del Partito Comunista Italiano, da uno storico abbastanza autorevole che collaborava e che mi accusava appunto di andare in cerca di farfalle sotto l'arco di Tito praticamente. E io mi sono difeso dicendo io non avevo pronunziato la parola rivoluzione, avevo utilizzato una formula relativamente più moderata, avevo parlato di rivolta, che è più caotica, naturalmente e confusa che non rivoluzione, e per giunta avevo aggiunto l'aggettivo abortita. Rivolta abortita mi pareva che si potesse assumere come chiave per una verifica di quello che era accaduto, e quindi avevo cercato i diari di quelli che c'erano. Purtroppo mi ero arenato di fronte al dato di fatto che i miei testimoni erano tutti ufficiali. Io non sono arrivato ai contadini soldati dove sono arrivati i miei amici di Rovereto e di Trento anni dopo. E comunque, insomma, la rivoluzione non c'era. Adesso, negli ultimi 20 o 30 anni, non è Caporetto in sé quello che continua a interessare nuove e sempre rinnovate generazioni di storici, ma è la protesta, la diserzione, le automutilazioni, ma non il no politico alla guerra di cui la mia generazione andava in cerca, ma il no esistenziale, cioè il rifiuto dell'individuo di essere coartato da una volontà superiore. La mia generazione era stata educata a pensare che il tutti a casa nel 43-45 fosse una brutta cosa. E non andava in cerca di un tutti a casa nel 17, ma di un fare di più di uno Stato liberale, cioè eventualmente uno Stato socialista. Ma ai nostri lumi di luna, a chi interessa più lo Stato? E comunque una collettività, destini d'assieme. Noi abbiamo una visione ombelicale, non solo individualistica, ma ombelicale, per cui contano i diritti, l'autodeterminazione. Figurarsi l'autodeterminazione nel 1917, l'autodeterminazione nell'ambito di un esercito basato sulla coscrizione obbligatoria, assolutamente fuori discussione. La normalità, la fisiologia della cittadinanza era, ahimè, ancora pericolosamente vicina alla sudditanza, da non tanto tempo superato sul piano storico e da ancora meno tempo superato nel Regno d'Italia, che esisteva da mezzo secolo appena. La cittadinanza che era stata chiamata a votare nel 1912 come legge, nel 1913 come prime elezioni politiche a suffragio universale maschile. Questa era la cittadinanza. Figuratevi che tipo di autodeterminazione poteva esserci. Quindi è chiaro che casomai avrebbero potuto esserci minoranze rivoluzionarie come c'erano state minoranze interventiste. Il problema era quello di avanguardie, di egemonie. Quale egemonia prevaleva su altre possibili egemonie? Ma non certo quella di decine di milioni di cittadini tutti ugualmente preparati politicamente e tutti ugualmente liberi, magari. Non ci siamo ancora a questo oggi, figurarsi se questo era lo standard della cittadinanza di allora. Ma non tutti, già sul fine degli anni 60, la pensavano come me, quelli che pensavano come me. Il mio libro è del 67, non è neanche influenzato dal 68, diciamo che semmai lo prepara. Ma nel 68 esce un grande, famosissimo libro che è Plotone d'esecuzione, a cura di Alberto Monticone ed Enzo Forcella. È un'antologia di sentenze, eccezionale, proposta di lettura di documenti che erano lì, aspettavano di essere letti. Eccolo. Questo è il volume, la terza, nella edizione del 68, ma è stato più volte ristampato, lo potete trovare facilmente. Alberto Monticone è un grande studioso
di vari temi e sarà qualche tempo dopo presidente nazionale dell'Azione Cattolica. È importante questo, oltre che senatore della Democrazia Cristiana. Enzo Forcella, azionista come provenienza, giornalista importante del Giorno, il Giorno era allora quello che sarà poi Repubblica per intendersi, infatti Enzo Forcella passerà, che era stato mandato via dalla Stampa se ben ricordo, passerà alla Repubblica. Ma Forcella in che termini ragiona queste sentenze? In termini di, lo dice il suo titolo, elogio della paura. 1967-1968, sono già 2 linee. A quelli come me l'elogio della paura non andava bene per niente. Oggi come oggi, di sicuro l'elogio della paura è molto più corrispondente agli stati d'animo diffusi di quanto non potessero essere le mie antiche attese rivoltose. Così stanno le cose. Come vedete parlo chiaro, immagino che tra i presenti ci sia tutta una dialettica di reazioni complicate, ma non mi meraviglierei di essere una volta di più non in maggioranza. Infatti, che cosa è avvenuto all'inizio di questo anniversario? Che è partita questa polemica sui fucilati, sulle condanne a morte. Ho detto anche con queste falsificazioni tranquille da parte di professionisti di storiografia, perché quando alla guerra come alla guerra, anche qui quando si va a un dibattito, se si possono dare cifre che drammatizzano il problema, meglio. Naturalmente in ogni caso, come sempre, dobbiamo dire che altrove hanno risolto tutto, mentre noi arriviamo sempre per ultimi, il che qualche volta è vero. Qualche volta è vero che l'Italia arriva buon'ultima, lo sappiamo bene in questi giorni, ma non sempre è così vero. E comunque non è così vero che la Francia, l'Inghilterra e gli altri paesi abbiano facilmente, da un sacco di tempo e unanimemente risolto il problema di come voltarsi indietro a guardare le loro condanne a morte dalla parte di chi condannava e dalla parte di chi era condannato. Comunque, specialmente in Francia, qualche anno fa, era allora Presidente del Consiglio Jospin, la discussione ci fu. Le parole che sono state usate nei confronti degli allora fucilati sono state le più diverse. Reintegrazione, o che so io. Trovare la maniera, insomma, per considerarli come parte di una tragica e complessa vicenda che ha riguardato tutti. Detto così, chi potrebbe opporsi? Il problema è naturalmente sempre il come. Allora, tra le cose uscite ultimamente, che mi permetto di suggerirvi, ecco, guardate, questo libro qui sono gli atti di un convegno molto recente su Padova e le sue istituzioni nella Grande Guerra. È uscito quest'anno presso l'Accademia Galileiana, 1 anno e mezzo, 2 anni prima era stato fatto il convegno proprio lì all'Accademia già di Galileo. Ebbene, alla fine, in uno degli ultimi saggi, relazioni e ora saggi, un autore che si chiama Giampaolo Marchi esamina uno degli episodi più chiacchierati e più ricordati nelle polemiche sui fucilati, e specialmente sui fucilati sommari, il caso di Noventa Padovana. Qualcheduno avrà presente il soldato Ruffini, anche perché appunto siamo a Noventa Padovana, e perché coinvolge il nome del più trucemente illustre tra i generali fucilatori, il generale Graziani, che è Andrea, non collegato a Rodolfo, non cumulate su 2 Graziani tutte le colpe anche dell'altro. Andrea le ha per conto suo.
E chissà, forse non per niente nel 1938 morrà cadendo da un treno in maniera mai del tutto acclarata. Era stato mandato via il generale Graziani, a cui sono state attribuite 34 fucilazioni sommarie, di cui quella di 90, il soldato Ruffini, è la più famosa perché nel 19 l'Avanti se ne accorge, perché il padre del soldato querela il generale, oltretutto aveva beccato un soldato bravo come soldato, l'aveva visto fumare, scemenze. È la solita questione del dare l'esempio sul posto. Aveva colto una serpeggiante ribellione in un atteggiamento banale, come centinaia di migliaia di volte ce ne dovevano essere nel corso della rotta di Caporetto, in cui tutto si disgrega e il rapporto gerarchico non vale più. Ma il generale Andrea Graziani è stato incaricato proprio di battere il fronte per individuare episodi suscettibili di diventare emblematici e decide che questo è uno, lo mette al muro dove, se andate a 90, c'è ancora, credo, se non l'hanno tolta, una piccola lapide. Bene, Marchi ristudia questo e la parte più interessante del suo saggio è come va avanti la cosa, cioè l'Avanti che ne fa un caso esemplare nelle polemiche del primo dopoguerra. Naturalmente attaccare la gestione della guerra non significa necessariamente attaccare le cause e i fini della guerra. Uno che aveva voluto la guerra, per esempio un interventista democratico, poteva benissimo non volere la gestione autoritaria e cadorniana della guerra. Attenzione, come diremo mercoledì, non è che Diaz sia uno stinco di santo, buono, candido, che non funzionano più i tribunali militari. Certe cose cambiano in bene, ma altre cose rimangono come prima anche quando c'è Diaz. Non gettiamo tutta la colpa su Cadorna. I generali di allora agivano con i codici militari di allora. La condanna a morte ne faceva parte. È la dimensione del sommario che si aggiunge. Altre cose che possiamo esaminare, che gli studi di Bruna Bianchi e di altri che studiano con lei stanno accertando, è un tribunale militare non vale l'altro. I singoli esistono anche a livello di giudice militare. Talvolta poi il giudice militare è anche un giudice nella vita, o è un avvocato, comunque è un giurista. Insomma, ognuno ha o non ha una sua coscienza e si muove rispetto alle circostanze e nell'esperienza specifica. Per esempio Calamandrei, il grande Calamandrei, si vanterà di essere riuscito a salvare qualcheduno da una possibile condanna a morte che dal punto di vista tecnico avrebbe potuto avere e che invece grazie a Calamandrei non ha avuto. Ecco, tutto questo significa davvero studiare, ma studiare analiticamente come sono veramente andate le cose, che sono andate diversamente. Per esempio in un altro dei libri che ho portato viene studiato il processo di Pradamano. Il processo di Pradamano riguarda una serie di militanti socialisti. Il potere politico-militare riteneva di aver individuato una trafila socialista, cioè degli accordi che andavano da un militante all'altro e aveva ritenuto di poter imbastire un processo politico, non un processo a un singolo, ma un processo politico. In realtà non era abbastanza così perché il processo politico si reggesse, come esce da uno di questi libri. Allora dicevo il dopo. Il dopo è questo. Graziani, a quanto pare assommano a 34 queste fucilazioni sommarie, tutte variamente terribili, come quella del soldato Ruffini. Viene messo poi al centro di questa polemica dell'Avanti, c'è questo fatto che il padre del soldato lo quereli, non è che succedesse spesso. Ci vuole un padre evidentemente molto determinato e convinto di poterlo fare perché trovasse il coraggio di farlo. Comunque viene pensionato. Ci sono troppi generali nel dopoguerra, è chiaro, come ci sono troppi aerei, troppi autoblindo, troppo di tutto. No? C'è una riconversione necessaria anche nell'esercito. Viene allontanato.
Chi lo recupera? La milizia. La milizia fascista lo recupera. Non solo, nella sua casa di campagna, diciamo, sul Garda, Graziani è un possidente terriero, dunque nel primo dopoguerra viene coinvolto nelle lotte delle leghe, bianche più che rosse nel suo caso, ma comunque delle leghe contro i possidenti. Diciamo che Graziani si conferma in tempo di pace e davanti e dentro il fascismo tutto quello che aveva fatto in chiave ultra-autoritaria, più degli altri, in tempo di guerra. E Marchi in questo suo saggio arriva a darci un testo straordinariamente interessante, e cioè il discorso funebre che viene fatto nel paese gardesano di Graziani dopo questa morte inquietante, forse casuale, forse no, un tale avvocato che si ricorda della tragedia greca, per dire che, vabbè, in cielo, Graziani e i suoi fucilati magari si ritroveranno e troveranno reciproche ragioni di comprensione, perché la tragedia è la tragedia. Nel momento bisognava fare delle cose che poi magari a mente fredda, rispetto al caso specifico, rispetto a quella data persona, non era così giusta, ma era stata giusta nell'ora del pericolo in una certa maniera. Allora, vorrei chiudere ultimi minuti, ma sì, no, ce la faccio. Casomai vi porto via, se necessario, 5 minuti a voi. Ho 2 cose per chiudere. Vi dicevo, Giorgio Rossà, il mio coautore, ha scritto il 12 gennaio, dunque un mese e mezzo fa, a me, a Diego Leoni. Diego Leoni è uno dei 5 studiosi di Rovereto della scrittura popolare, è l'autore di un bellissimo libro che vi consiglio, La guerra verticale, uscito da Einaudi 2 anni fa, è La guerra in alta montagna, bellissimo. Nicola La Banca è l'erede di Rochat, dunque storico militare. Angelo Bendotti è una delle colonne degli istituti della storia della resistenza, vuol dire Bergamo. Irene Guerrini vuol dire Irene Guerrini e Marco Proviano, cioè suo marito, e vuol dire quelli che concretamente hanno ristudiato le cifre e le circostanze, ma molto seriamente. E il Museo della Guerra di Rovereto, direttore, cioè Camillo Zadra, un altro dei 5 di Rovereto. Tema: leggi sui fucilati GG. Grazie a Irene Guerrini e Marco Proviano che mi hanno tenuto al corrente. Scrivo a pochi amici che studiano la GG. In forte ritardo, mi dispiace, ma il ritardo fa sempre più parte della mia vita. E questo è il punto. Ho rifiutato dall'inizio, e per quel poco che può valere la mia opinione, continuo a rifiutare ogni consenso e appoggio alla cosiddetta legge sui fucilati della Grande Guerra o altri titoli, ossia la riabilitazione per via legislativa delle vittime del conflitto, da precisare, promossa da un insegnante che grazie a internet è riuscito a mettere in piedi un effetto valanga. Studioso della Grande Guerra, non ne faccio il nome, ma se volete ce l'ho qui, insomma, vabbè. Studioso della Grande Guerra, mai incontrato nelle mie ricerche. Riassumo le mie osservazioni, salto, avanti. In sostanza, un'operazione articolata e ben preparata. E invece, lui dice, se volete che ragioniamo di questo, prepariamola bene, e in sostanza fa capire, la devo proporre io, non questo tizio. Che è detto nel modo brusco del nostro militaresco Rochat, ma insomma è la realtà delle cose. Insomma, una cosa così complessa deve essere portata avanti al massimo della competenza. E invece, per quanto posso capire, 2 anni fa la legge sui fucilati promossa da X con 2 amici
è passata in commissione alla Camera all'unanimità, punto esclamativo tra parentesi, senza discussione, né bisogno di appoggi specifici, verosimilmente perché presa per una delle tante leggine di benefici agli ex combattenti. Fino a quando il Presidente della Commissione del Senato si è accorto che il problema era più complesso. Oggi vengono alla luce gli equivoci di tutta la manovra. Diciamolo chiaro, non è possibile, lo scrive maiuscolo, tanto deve essere chiaro, non è possibile riunire sotto un'unica legge improvvisata di, virgolato, riabilitazione o altri termini come perdono, assoluzione, recupero e via dicendo, categorie diverse, caduti al fronte o nelle retrovie, fucilati, morti in prigionia, civili, sempre dimenticati forse 20.000 soldati, aggiunge Rochat il suo per far vedere che è in grado di aggirare a sinistra sul piano umanitario chiunque altro, sempre dimenticati forse 20.000 soldati rimasti nelle orrende prigioni militari dopo l'amnistia del 1919 e di cui nessuno si è mai occupato, fino a che qualcheduno li scoprirai e allora poveri eccetera. Dobbiamo accettare il disinteresse delle americane guerre alle forze politiche, ma bla bla, eccetera, eccetera. E vabbè. E dopodiché dice l'ampiezza dei grandi ammutinamenti a tarda primavera 17, 250 casi in 65 reggimenti di fanteria in Francia, risolti dal nuovo capo dell'esercito che è Pétain, il futuro, Pétain. Come li risolve Pétain? Con non più di 49 fucilazioni. Il generale Pétain riesce ad essere un buon politico di fronte a problemi analoghi a quelli che si verificano nell'esercito italiano e rispetto a cui Cadorna non ha saputo essere buon politico, Cadorna e gli altri generali. Meglio evitare un confronto con le molte fucilazioni della rivolta della brigata Catanzaro, luglio 17, l'unica della guerra italiana. Dopodiché altre considerazioni amare, eccetera, eccetera. Se lo schematismo con cui tutti gli argomenti ho dovuto affrontare, ma forse in particolare questo tema più complicato vi è apparso eccessivo, prego i meno convinti tra i presenti di farmi una domanda in modo che io possa ritornare eventualmente dopo sulla cosa. Per chiudere, chiudo con una cartellina che avevo scritto prima nel cominciare a preparare questo incontro e mentre la scrivevo dicevo aprirò così, ponendo il tema. Infatti comincia dicendo parlerò, in realtà poi quando ho preparato la traccia nel quaderno le cose sono girate diversamente e la pagina iniziale è diventata la pagina conclusiva ed è questa, è la sintesi di quello che oggi ho voluto dire concettualizzandola, estraendo cioè dal 14-18, anzi dal 1917, considerazioni d'ordine generale che sono quelli che stanno sottintese al nostro dibattito oggi, anche quello sulle condanne a morte e sulle fucilazioni. Sentite perché. Bellum in terris, dire di no, disertori, folli, ammutinati e processati. 1 marzo, lo imposterò così. Storia, non storia. Stato, individuo. Diritti doveri dello Stato, o collettività, o qualcuno, o qualcosa che sta sopra, che ha diritti su di te, su tutti, da una parte, diritti dell'uomo dall'altra, parentesi, e il cittadino, punto di domanda. Siamo a questo. L'anniversario di oggi ne risente. Nelle sue parti più impegnative e importanti comincia dai diritti negati, il disertore che viene fucilato. Secondario se, come, perché nel caso specifico. Primario che si osi farlo, la vita è sua e gli viene tolta. Viene meno la cosiddetta e attualissima autodeterminazione della propria vita e della propria morte. Questo l'ho aggiunto appena ieri, come potete facilmente indovinare. Il dibattito in Italia è stato in questo anniversario ripreso e impostato dall'Avvenire,
Intendo alludere al quotidiano della Commissione Episcopale. È così che la cosa è partita. E questo ha un senso, lo stesso senso del documento del 1 agosto 1917. Il Papa è il capo di una religione transnazionale e ecumenica. Può parlare all'umanità dell'umanità offesa. Le chiese, anche quando sono articolazioni di una chiesa sovranazionale, si organizzano poi come chiese nazionali. E infatti anche i cardinali e i vescovi tengono conto, e come se ne tengono, delle specificità nazionali. Vedi il nostro caso oggi per quanto riguarda la nostra normativa, e qui non mi riferisco più alla questione condanne a morte, ma altre faccende, come ben sapete. Il dibattito in Italia, in questo anniversario, è stato in questo anniversario ripreso e impostato dall'Avvenire, il quotidiano dei vescovi, e in genere da una alleanza fra religiosi e anarchici. Naturalmente anarchici che non sanno di esserlo, non anarchici in senso alto e forte. Più ampiamente individualisti, possono anche essere liberali ultra. Nel 14-18 si voleva fare storia. Adesso non ci si crede e ci si ne ritrae. Allora si poteva trascinare gli individui a fare storia, come popolo o come nazione o come classe, come proletariato, con retoriche convergenti e oppositive, ma convergenti oltre che oppositive. Adesso ai nostri giorni, adesso ai nostri decenni, diciamo, non adesso soltanto. Adesso si valorizzano proprio coloro che se ne ritraggono dalla storia. Il tutti a casa, l'inutile strage, esprimono oggi un'egemonia diversa, che allora non c'era, ma adesso c'è. I cattolici, i cristiani e non solo loro, amano credere che il 1 agosto del 17 il Papa abbia interpretato tutti i cattolici. Non è vero niente, le cose non sono andate così, però l'autorità era tale e l'espressione è così efficace che 100 anni dopo ritorna buona. Non c'entra la storia, c'entrano le politiche della memoria, c'entra l'educazione civica, cose importantissime naturalmente, per far politica oggi. Benissimo. Qui si tratta di decidere che cosa stiamo facendo. Io vorrei fare sempre tutte e due, sia storia che politica oggi. Lo Stato, ma anche la rivoluzione, cioè lo Stato che verrà costruita da una rivoluzione, non ce la fa più ai nostri giorni a motivare, inquadrare e costringere, eventualmente, gli individui a fare storia. I folli, allora, erano i fuggiaschi. I folli sono ora quelli che credono ancora in motivazioni ulteriori rispetto alla centralità, alla sovranità, al sovranismo dell'individuo. Utilizzo apposta questa parola che oggi si riferisce ad altro, ai paesi che ritrovano ancora o fingono di trovare qualche barlume di sovranità. Chi allora poteva essere trascinato a uscire e esporsi al fuoco sia dall'obbligo coercitivo, basato sulla mera obbedienza, sia da legittimazioni interiorizzate, dai suoi perché condivisi, questo era allora. Per non limitarsi a scappare verso casa gettando le armi, però ci sarebbe voluto, una volontà superiore di non gettare le armi, ma capovolgerle. Vi ricordate Un anno sull'altipiano o anche Uomini contro di Rosi? E il personaggio di Otto Lenghi. Otto Lenghi dice: non bisogna gettare le armi, bisogna voltare le mitragliatrici e procedere non verso Vienna, ma verso Roma. Ma questo non c'è nel 17. C'è in Un anno sull'altipiano, ma non c'è per davvero. C'è in una elaborazione narrativa, c'è in una politica a memoria, c'è in un'educazione civica a ritroso. Ma figurarsi oggi se Otto Lenghi può essere il corretto interprete delle linee attuali. Un Otto Lenghi generalizzato, non una metafora di 20 anni fa, ma fatti diffusi e evolutivi 20 anni prima,
che in Russia nel 17 ci sono, ma non ci sono in Italia. Avrebbero potuto esserci, punto di domanda, senza partito, senza una controegemonia affermata e vincente? Va a finire che il vecchio Zuckert Malaparte torna a contarla giusta. Potrei chiudere qui, ma mi corre l'obbligo di ricordare a quelli di voi che non se lo ricordano che cos'è che diceva Malaparte nella rivolta dei Santi Maledetti, che mi ha suggerito di chiudere così. Lui dice è una rivoluzione abortita, cioè i contadini soldati della seconda armata davvero gettano le armi approfittando di una sconfitta e vanno beati verso casa. A quel punto, se ci fosse stato un partito, una volontà politica superiore, chissà, forse. E il Malaparte del primo dopoguerra, che non sa ancora dove buttarsi politicamente, non esclude che lui stesso, interventista repubblicano che era andato in Francia nel 14 a fare la guerra, di nuovo, non uno contrario alla guerra, uno che la guerra l'ha voluta fare, questa sarebbe stata la rivoluzione, ma ci voleva il partito rivoluzionario, invece no. Dice la volontà superiore che riprende in pugno il popolo è la volontà del governo, è la volontà dei generali. Ecco perché forse Viva Caporetto, la rivolta dei Santi Maledetti, torna ancora buono per interpretare il 1917. Alt. Qualcuno dei più recalcitranti non prende la parola dicendo quello che vorrà. Ecco, immaginavo, ti vedevo poco convinto, forza. Io volevo una sola curiosità, autolesionisti, statisti, esecuzioni sommarie, si riferiscono solo a soldati, quindi da tenenti di complementi di su siamo tutti graduati, mezzo, non so, cioè volevo capire un attimo anche com'era. Che cane non mangi cane, lo sappiamo tutti, per cui un'analisi analitica, dettagliata, tribunale per tribunale, certamente mette di fronte alla circostanza che gli inquisiti, i rei, i condannati, i fucilati sono quasi sempre soldati semplici e che gli inquisitori, i giudici, sono ufficiali, non solo di professione, anche di complemento. Dicevo prima, nominavo Piero Calamandrei tra questi. Questo è vero. Questo non toglie che ci siano anche eccezioni. Però effettivamente una delle problematiche su cui vengono fuori dei sospetti, degli interrogativi e che andrebbe approfondita è proprio questo, che una tal quale solidarietà di classe abbia portato al momento buono comunque ad alleggerire le colpe dei colleghi. Questo sì. Detto questo, però, non usare una dicotomia del tipo eroi o no. A noi gli eroi sono pochissimi e comunque io non credo che mi abbiate mai sentito usare questo termine. Io non uso un linguaggio di questo genere. Ci interessano le medie, ci interessano i comportamenti effettivi, no? Allora, certamente ce ne più coraggiosi, più valorosi e meno coraggiosi. In un esercito, in un paese, in una collettività, contano le medie che quella collettività riesce ad assicurare. La professionalità alla fin fine. C'è anche una professionalità che il civile riesce o non riesce ad assicurare una volta posto in divisa. Posso, Mario? No, una curiosità personale, tu parlavi anche delle posizioni articolate del fronte cattolico verso le figure appunto del disertore o di chi invece non lo è. Io mi ricordo che proprio nel 17 c'è un dramma di Dario Nicodemi
Adesso sono molto stanco, non mi ricordo di quello. Padre Piero. Padre Piero? Padre Piero, grazie. Perché ha fatto anche il Titano sulla Torre del Re. Cioè, qui arriva nella demonizzazione dell'imboscato, di chi cioè sta a casa, non va a rischiare il suo corpo al fronte e che ne approfitta per cercare di sedurre le fidanzatine o le giovani spose i cui giovani mariti o fidanzati sono al fronte, per cercare di vincere nelle resistenze. Beh, c'è un prete, appunto, Padre Piero, che arriva a dire che si deve anche ignorare il segreto della confessione, perché se nel confessionale arriva a sentire qualcuno che è in collusione col nemico, deve andare a denunciarlo, e scatta appunto il putiferio che tu sai. Ecco. Qui vuol dire che ci sono anche all'interno del fronte cattolico profonde lacerazioni all'interno del stare per o stare contro la guerra che va avanti come un muro. Ringrazio Paolo Pupa per questo intervento che mi permette di affrontare meglio un tema importantissimo, e lo ringrazio anche perché in un suo libro dove parlava di Prete Pero, di Dario Nicodemi, mi ha suggerito di andarmi a leggere questo dramma, cosa che ho fatto, tant'è che in uno dei miei ultimi libri ho dedicato parecchie pagine proprio a questa situazione interessantissima, perché il protagonista è un prete patriota che ha fatto il cappellano militare degli Alpini, ma adesso è tornato al paese, diciamo, a presidiare il fronte interno. Siamo in Toscana. La Toscana veniva considerata una delle regioni in cui c'erano più avversari della guerra, quasi come la Sicilia, dove si calcolava che ci fossero molti, migliaia di imboscati, cioè di mancati militari o di soldati nascosti letteralmente nei boschi, da cui la metafora. Allora questo testo di Nicodemi era abbastanza importante all'epoca anche come organizzatore del teatro, viene rappresentato con successo per un verso e con insuccesso per l'altro, perché divide profondamente i cattolici, mettendo in dubbio il loro patriottismo, e infatti niente meno che Silvio D'Amico, autorevole critico teatrale cattolico e nazionalista, mette in dubbio non so quanto i fatti, quanto piuttosto la rappresentazione dei fatti, l'opportunità di andare raccontando che ci siano dei vescovi che starebbero organizzando praticamente attraverso dei parroci il disfattismo dei cattolici in Toscana o altrove. Perché accanto ai cappellani militari e ai parroci patriottici, Nicodemi dice, perché ci sono, lui lo riconosce, per carità ci sono, no? Come c'erano all'epoca del Risorgimento, c'era Prete Pero, mica c'era solo Pio IX, c'era anche Prete Pero. Ecco, un Prete Pero, cioè il prete patriota, c'è anche nel 17, ma Nicodemi vuole che si sappia quello che forse non è opportuno che si sappia. E perché non è opportuno che si sappia? Non è opportuno dal punto di vista del patriottismo, perché come si censura nei fatti di Torino, si può censurare che ci siano degli obiettori di coscienza o degli austriacanti, o semplicemente non degli obiettori di coscienza, grandi amatori del quinto comandamento del non uccidere, ma degli austriacanti, perché fino all'ultimo i cattolici avrebbero preferito che l'Italia non entrasse in guerra, mica perché in Italia rispettassero il quinto comandamento tanto di più che nell'impero asburgico, ma perché molti erano gli austriacanti. E d'altronde il famoso padre Gemelli, più volte nominato, fino a poche settimane prima della guerra, non teme di dichiararsi triplicista. Figurarsi se un clericale come Gemelli, ma come tantissimi altri, vogliono bene alla Francia repubblicana, cioè all'erede della rivoluzione francese, al paese della Marsigliese, ma per le stesse ragioni per cui le vogliono tanto bene gli interventisti di sinistra, per queste stesse ragioni ci sono fior di clerico intransigenti appena convertiti al clerico moderatismo che viceversa no. Quindi certo che sì,
Pio X fa appena tempo a morire alle soglie della guerra. Tu mi insegni, Paolo, che Primo Piovesan prima e Giuseppe Maffioli poi costruiranno sul Papa buono. Te lo raccomando, se eri modernista quanto era buono con te il Papa buono, costruiranno un'immagine così mitissima di un uomo che muore di crepacuore davanti alla guerra. Non bisognava raccontarlo a Antonietta Giacomelli, la modernista nipote del filosofo Rosmini, trevisana roveretana, che quando il Papa da Roma scriveva al suo vescovo della sua diocesi, Longhin, il vescovo di Treviso, chiedeva notizie di Antonietta Giacomelli, quella povera testolina sventata, no? Che leggeva, scriveva romanzi. E lei era una democristiana, certo, una democristiana dell'inizio del Novecento, quando era una brutta cosa essere democristiani. Lei scrive, è democristiana, quindi vuole i cattolici dentro lo Stato italiano, perché lei è una cittadina italiana e i suoi romanzi li ambienta quindi tra Treviso, in Italia, e Rovereto, nell'impero. E i buoni sono gli redentisti e i cattivi sono gli austriacanti, ma ci sono, perché c'erano. Qui la potrei far lunga, questo dir male dei cattolici è uno dei miei cavalli di battaglia. Dei clericali, non dei cattolici, cattolico, tutta la mia tradizione personale è viceversa cattolica. Ho imparato lì a essere anticlericale, modestamente, è il posto migliore. Prego, però col microfono, se no non vi sento. Là in fondo, prego, poi. No, non mi basta, non la sento. Voglio sentirla, ecco qua il microfono. Ah, mi scuso, facciamo tutte e due. Il grido del tenente Ottolenghi appare scusi, così decontestualizzato rispetto all'ambiente e al momento in cui Lussu ce lo indica. È peraltro vero che c'era stato pochi mesi prima un'azione, girare i fucili dall'altra parte fatti da Armando Masetti, l'anarchico che schierato nella caserma spara al colonnello Stroppa. Ecco, la domanda mia è questa: se sfaccettata è la posizione della sinistra operaia e socialista nel corso del primo conflitto mondiale, come fu la presenza e l'azione, se ci fu, del movimento anarchico? Grazie. Prego, raccolgo anche un altro intervento così rispondo a tutte e due. Io sono stato, non volevo intervenire, sono stato stimolato, sono sempre, quando si fa riferimento alla Catanzaro, no? All'episodio della Catanzaro, che è due episodi, uno sull'altipiano e poi anche quello di Santa Maria la Longa, che fu la decimazione della brigata. E mi chiedo, ma si è analizzato abbastanza il Morte ad Annunzio, che è collegato in parte all'episodio della Catanzaro, perché si era mossa, avendo saputo che l'Annunzio era ospite a Santa Maria Longa, e questi fanti, analfabeti o quasi, o semi-letterati, come potevano mettersi a gridare morti all'annunzio? E perché? Non c'è forse un qualcosa di sottovalutato? Siamo al secondo anno di guerra, in una coscienza di massa che in tempi immemori si sarebbe detto di classe, forse, e che forse qualche mescolanza di coscienza di classe ce l'aveva rispetto a un establishment militare politico che non dava risultati poi sul piano militare, no? E che si rivolgeva perfino contro coloro che dovevano raggiungere scopi fissati a un altro livello rispetto a quello della massa. Non so se sono stato chiaro.
Va bene, io credo che possiamo considerare questi due interventi, quindi uso gli ultimi minuti per rispondere. Cominciando dall'ultimo. Tra i testimoni il nome di D'Annunzio è abbastanza ricorrente, in positivo e in negativo, abbastanza spesso in negativo. Non occorre ricorrere alle testimonianze dal basso, che è difficile individuare, anche restando semplicemente tra altri intellettuali, magari anche per concorrenza professionale in alcuni casi, per disistima, per una forma diversa d'enfasi e di retorica. Non mancano coloro che non sono rubricabili come estimatori di D'Annunzio e lo considerano uno troppo retorico e troppo magniloquente. D'altra parte, anche se non vogliamo usare la parola eroe e non la useremo, però certi suoi gesti hanno la capacità inventiva di diventare qualche cosa di più di gesti e vengono all'epoca ribattezzate con il suo aiuto, gesta. Era il primo lui a inventare la parola rispetto alla cosa, era inventore anche di pubblicità, tale era il suo dominio del lessico. Quindi sono dei gesti che hanno la forza di diventare gesta. Non è che non ci siano, e sono spettacolari. E lì non occorreva essere alfabetizzato per sapere che certe cose in aria, sul piano aviatorio, erano avvenute o stavano avvenendo e D'Annunzio c'entrava. O per mare e D'Annunzio c'entrava. Favole spettacolari, cinema di guerra. Il cinema cominciava allora ad esserci, il teatro già c'era. Questo grande uomo di teatro a chi parlava? Lui sperava, puntava, riteneva di parlare a tutti. Nelle sue pagine, se andiamo a vedere quello che dice lui di sé in rapporto al popolo, lui racconta che quando incontra gli abruzzesi si riconoscono in lui. Sarà vero? Forse. Qualche piccolo abruzzese, come lo racconta lui, è contento che ci sia un grande e famoso abruzzese. Perché no? In fondo questi meccanismi anche oggi possono funzionare rispetto alla notorietà calcistica, divistica, canora di qualcheduno. Perché no? E perché non poteva succedere allora? Io ho trovato più spesso comunque disapprovazione che approvazione nei confronti di D'Annunzio. Per quanto riguarda poi il caso specifico degli ammutinamenti della Catanzaro, ha avuto tutta una serie di pubblicazioni dirette o indirette che se ne sono occupate, a cui mi permetto di rimandare. Per quanto riguarda l'altro intervento, è verissimo che c'erano stati non solo gli anarchici, ma anche i repubblicani nei decenni precedenti che avevano sfidato la monarchia vincitrice al termine del processo di unificazione nelle caserme o ai bordi delle caserme. Gesti che nel contesto monarchico avevano faticato a diventare gesta. Ma pensate a Oberdan. È un gesto, diventerà una gesta, ma nel 1882 è lo stesso anno, a parte che Oberdan non compie l'attentato, se ne vocifera, si suppone che lo stesse preparando, ma non c'è. E comunque siamo nello stesso anno in cui comincia la Triplice Alleanza, non è proprio aria da irredentismo. Quindi il suo gesto, e che cos'era? Era un anarchico? No, era un repubblicano. Quindi era un patriota estremo, era piuttosto un Orsini, diciamo un Orsini mancato, perché Orsini le bombe, il gruppo di Orsini le lancia davvero le bombe contro Napoleone, poi sbagliano mira, ma quelle bombe ci sono per davvero. Le bombe contro Francesco Giuseppe
probabilmente non ci sono davvero. C'è per davvero la forca di Oberdan, ma diventerà quel gesto antico del 1882, diventerà una gesta irredentista solo alle soglie della Grande Guerra. Ebbene, altri gesti di obiezione di militari chiamati a fare militari, perché c'è il servizio di leva obbligatorio e anche lunghissimo, non hanno un contesto politico-culturale perché possano svilupparsi e diventare così qualcosa di statuario e monumentale, perché sono controgesti. Allora, l'irredentismo può diventare cultura patriottica nel 14-15, compreso Oberdan, compreso l'inno Oberdan. L'inno Oberdan è uno stranissimo inno perché è contemporaneamente anarco, repubblicano e patriottico. Bel problema per il fascismo successivamente gestire figure come questo. Chiaramente eversive, però in fondo il fascismo aveva da gestire anche le proprie origini, pur esse eversive. Gli anarchici non tutti sono contro la guerra, si dividono anche loro davanti alla guerra. Borghi tiene, anche Malatesta, ma altri no. Non parliamo dei sindacalisti rivoluzionari, estrema sinistra, certo più di estrema sinistra che Turati, più estremi ancora di Mussolini, ma i De Ambris, i Corridoni e tanti altri sono per la guerra, ritengono di poterla interpretare come qualche cosa che aprirà le strade alla sinistra estrema. Alceste De Ambris è un personaggio studiato, ma sempre da studiare, perché lui è il fratello antifascista e sarà uno dei leader del fuoriuscitismo antifascista in Francia, mentre Amilcare rimane un sindacalista fascista in Italia. Erano stati tutti e due di estrema sinistra, tutti e due escono dal partito, tutti e due sindacalisti rivoluzionari, interventisti, poi di fronte al fascismo e di mezzo c'è Fiume. Vi ricordo che Alceste De Ambris è il ladrone buono accanto ad D'Annunzio, rieccolo, D'Annunzio, a Fiume. Cristo D'Annunzio ha due ladroni, il ladrone di sinistra è De Ambris, il ladrone di destra è Giuriati. Giuriati è il leader dei Giuliani e Dalmati veneziano. Quante volte avrà parlato qui e di sopra? Chissà, forse lui di sopra. No, ma in certi momenti anche qua. E poi diventa segretario nazionale del partito fascista, Siamo ai più alti livelli. Ma a Fiume, tra il 19 e il 20, D'Annunzio aveva questi due luogotenenti. E De Ambris scrive la Costituzione fiumana. E questa Costituzione, non so se sia la più bella del mondo, ma è belloccia. Che lo dite? Ci fermiamo così? A mercoledì. Grazie.